abbiamo dei buchi nell'erogazione delle cure palliative che ricordiamo dal 2010 sono un diritto, quindi ci poniamo delle finalità, che ci sia una disciplina uniforme, che siano garantiti dei buchi nei posti letto, quindi nella possibilità di usufruire di queste cure, e poi ampliare il sostegno alle famiglie, quindi la possibilità che vengano erogate anche in casi di diagnosi prenatali e il fatto che vengano erogate direttamente nell'RSA per le persone che ne hanno diritto. Quindi diciamo una facilitazione, un riconoscimento dell'importanza delle cure palliative, della loro obbligatorietà, del fatto che siano un diritto e un impegno in prima linea del Veneto a garantirle. Consigliere, cure palliative e legge sul fine vita sono due percorsi che necessariamente finiranno per incrociarsi oppure sono... Allora, sono legate perché molto spesso si è costruita una contrapposizione rispetto al fine vita, rispetto alle cure palliative. L'abbiamo già detto altre volte anche in apertura della presentazione di questo provvedimento, che le cure palliative non sono soltanto l'accompagnare una persona al fine vita, ma sono dare dignità a delle persone che hanno delle diagnosi infauste di malattie inguaribili. Però è innegabile che possano essere legate, che siano legate tra di loro. Anche la Corte Costituzionale ha introdotto l'obbligo informativo rispetto alle cure palliative. Noi come Partito Democratico Intergruppo abbiamo presentato, proprio prima firma mia e della consigliera Bigon, un emendamento alla Liberi Subito, al testo presentato dall'Associazione Coscioni, che riconosceva il fatto che le cure palliative sono un diritto che deve essere erogato nel caso di richiesta nel tempo più sollecito possibile, non costituiscono un presupposto per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, ma sicuramente è qualcosa che deve essere tempestivamente erogato qualora il paziente ne faccia richiesta, perché abbiamo visto che insomma, è una questione di dignità, una questione anche di piena consapevolezza delle proprie scelte. Quali sono, secondo il Partito Democratico, le esigenze più forti per quanto riguarda proprio le cure palliative? Le cure perinatali, cure palliative perinatali, nel senso che non sono normate da nessuna normativa in Italia, per cui sarebbe la prima legge che lo prevede e che la norma. L'altro aspetto sono le case di riposo. Noi abbiamo le case di riposo dove circa il 20% da un'indagine fatta muore senza cure palliative, con dolori. E non prevediamo solo il palliativista almeno una volta alla settimana all'interno delle case di riposo, ma prevediamo anche che questi si dotino di una stanza singola, in modo tale da far assistere da familiari e non condividere il proprio dolore con altre persone all'interno della stanza. L'altro aspetto è la formazione e l'informazione. Da una parte un'indagine dice che solo il 30% dei medici è e conosce le cure palliative. Nell'altro aspetto noi dobbiamo informare anche i cittadini, perché queste non sono assolutamente conosciute, per cui è un'opera molto importante. Crediamo che debba essere approvata al più presto.